Siamo nella splendida Trieste, siamo qui per incontrare Nidia Robba, scrittrice, poetessa e narratrice triestina, 91 anni, incede verso la storia, racconta la storia del Novecento triestino. Un Novecento triestino che si muove molto da lontano, la presenza degli Asburgo e quindi una consapevolezza mitteleuropea nelle sue opere. Una grande rilettura amorosa della città di Trieste, una città che come noi che siamo di Udine ben sappiamo non può non essere se non amata per il suo mare, per il suo cielo, per il suo panorama stupendo. E Nidia Robba nella sua poesia e nei suoi racconti narra, descrive, richiama, sedimenta anche la città di Trieste. Un'altra linea narrativa e poetica di Nidia Robba, assieme a questa grande afflato lirico per la città di Trieste e per la sua storia, e la sua storia parla anche del ritorno di Trieste all'Italia nel 1954, dopo il periodo di reggenza americana successivo alla Seconda Guerra Mondiale, è quella che ci riporta a una sorta di angelo custode della sua vita, che è Gerard, un figlio quasi, anche se naturalmente non è il suo figlio, è vissuto con lei a Trieste ed è stato veramente un angelo della sua vita, lo dice nelle sue opere. E poi un ulteriore momento di riflessione che deve essere assolutamente sottolineato, perché Nidia Robba è anche questo, è il suo amore, lo voglio chiamare così, tra virgolette, per Gesù Cristo, il Salvatore dell'umanità, un Gesù Cristo storico che nasce, che vive facendo dei miracoli del bene, che muore sulla croce per il perdono dei peccati, scrive Nidia Robba nella sua opera, un Gesù Cristo che risorge dopo la morte, che sale al cielo e che verrà come giudice a giudicare le persone. Un Gesù Cristo che concede il perdono dei peccati a coloro che credono in Lui. Nidia Robba esprime questo sentire nelle sue opere e lo si può percepire anche nelle conversazioni che si ha con lei, questo ruolo salvifico di Gesù Cristo. Se Trieste salva dal brutto, perché Trieste è bella, è splendida, è luminosa, è soleggiata sempre, anche quando il sole non c'è, a Trieste c'è sempre il sole. Ci troviamo di fronte dall'altro versante a una riflessione più intima, più personale sul senso di appartenenza di una scrittrice che vuole veramente appartenere a Gesù Cristo e vuole chiedersi qual è il fine ultimo delle cose. Il fine ultimo delle cose è proprio il giudizio che viene da Gesù Cristo. La professoressa Alma Maraghini è vicepresidente del club dei Cortonesi e dei Toscani in Friuli Venezia Giulia, amici del Friuli Venezia Giulia, così si chiama questa associazione, questa entità che ha voluto questa mattina rendere omaggio alla scrittrice Nidia Robba. E sono molto orgogliosa di aver partecipato a questo momento culturale con questa bravissima, splendida poetessa, ma soprattutto con questa donna genuina. Un personaggio come se ne trova veramente pochi oggigiorno, perché trovare una semplicità di espressione, una semplicità d'animo così universale come ha questa poetessa è una cosa oggigiorno veramente molto rara. E noi come club siamo stati felicissimi di partecipare alla consegna di un piccolo segno di affetto, una medaglia splendida che questa signora giustamente ha apprezzato moltissimo, ma che per noi è veramente poca cosa rispetto alle cose bellissime che lei lascerà a tutti quelli che vorranno leggerle. Enzo Rossi invece è il presidente del club dei Cortonesi e dei Toscani, amici del Friuli Venezia Giulia. Un progetto ambizioso questo del club, presidente, ma un progetto culturale che vuole essere proprio integrante. Queste culture del Friuli e della Venezia Giulia, quindi di Udine, del Friuli, di Trieste, e che forse vuole spaziare anche oltre, perché il nostro mondo va alla Slovenia, alla Carinzia. Siamo terra di confine, ma nei confini non c'è povertà, c'è ricchezza. Sicuramente sì, perché l'obiettivo di questo club associativo, diciamo così, è proprio quello di spaziare molto
prima di tutto nelle 4 province Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, e sono molto felice di aver partecipato a Trieste a questa premiazione che noi ovviamente abbiamo anche sponsorizzato, e di spaziare non solo a Trieste ma anche di spaziare anche oltre confine, cioè la Slovenia, la Croazia e perché no, anche oltre. Questo club è stato creato proprio per questo, è prettamente un club culturale, tant'è vero che ovviamente Cortona è una città d'arte, molto importante non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Questo nome di Cortona è venuto fuori perché Cortona è stata sempre una città con molta parsimonia per manifestarsi all'esterno, perché a Cortona ovviamente non c'è bisogno di una pubblicità esplicita, c'è bisogno di intenditori di storia, di arte, di cultura, perché è una città prettamente culturale. La scrittura, i libri, i romanzi, in particolare i romanzi di Nidia Robba, catturano la mia attenzione e non mi lasciano libera finché non ho finito un suo romanzo. Se lo inizio devo andare avanti tutta la notte finché non ho finito di leggerlo. Questo indubbiamente dipende dalla grande qualità che uno scrittore ha di catturare l'interesse del lettore, perché in questi suoi libri profondi e variegati come interessi, come campi di interesse che Nidia affronta in ogni suo romanzo, tuttavia lei riesce a mantenere un filo di suspense in tutto lo scritto, in tutto il racconto, e questo ti tiene avvinto, coinvolto fino alla fine. Questo è un aspetto. Il secondo è la capacità di raccontare la storia attraverso questi suoi romanzi, questi suoi libri, senza fare una lezione di storia, ma essendo una donna molto colta che ha viaggiato moltissimo e che sa rielaborare le sue conoscenze, ti offre attraverso la sua fantasia, attraverso il suo romanzo, una lezione di storia che non è una lezione di storia. Posso dire terzo ed ultimo è questo istinto naturale esoterico che pervade tutte le sue opere come un fil rouge e aumenta l'attenzione e l'interesse verso i suoi scritti. L'architetto Marianna Acerboni, che ha presentato Nidia Robba, è un'attenta studiosa anche del mondo dell'arte. Noi di Udinese Channel la conosciamo già per averla intervistata e per aver parlato spesso delle sue iniziative, ma per chiudere questa trasmissione io vorrei sentire il pensiero della festeggiata di Nidia Robba. Signora Robba, come lei faticosamente, perché è sempre faticoso parlare di se stessi, può raccontare la sua poesia? La mia poesia. Io sono nata proprio ho avuto una vocazione per Wagner, prima. Quindi da Wagner io sono passata all'amore per i primitivi germani. Tutto l'amore per la fedeltà che hanno dimostrato, la capacità, e l'hanno mantenuta. Sono ancora molto capaci, al punto che loro sono l'Europa e io sono un europeista e trovo che lui è capace di fare, la Germania cioè, è capace di fare, come, raffiguriamoci, una locomotiva, e questa è la Germania, che si trascina dietro barcolanti, tanti vagoncini, e questi siamo noi, europei. Chi la segue, per me, vince,
E io dico la verità, ho viaggiato parecchio, ma solo in Europa, perché per me il resto del mondo non esiste. All'infuori della meraviglia dell'epos greco non ci resta che la forza di Roma che ha assorbito, famosa frase, Grecia capta ferum victorem cepit, naturalmente, sono stati assorbiti dall'ellenicità. E io ero contagiata. Da bambina, 9 anni, per me non esisteva altro che Omero, l'Iliade.